Questa è una manifestazione che voleva far riscoprire il profondo centro storico della città di Rovereto per poi toccare i sentieri più importanti e più spettacolari che non sono tanto distanti dal centro storico. Come ogni manifestazione che viene fatta con amore richiede la costanza e l'aiuto di tanti volontari a cui va il mio più sentito ringraziamento. Io credo che l'associazionismo sia sportivo sia culturale che parte dal basso sia la condizione necessaria per lo sviluppo sociale soprattutto, ma anche economico di una città. La dimostrazione di questo lo avete guardando la piazza, abbiamo avuto più di 400 iscritti, 405 iscritti, nessuno si è fatto male. Il terzo tempo è la parte che noi cercavamo con più desiderio, l'aggregazione e l'incontro che negli ultimi tempi con le nuove tecnologie magari è andata sparendo nella società italiana e anche roveretana. Quindi il mio grande orgoglio è quello di aver riportato la gente a incontrarsi nel centro storico in questo caso, ma a incontrarsi tra di loro. Ok? Grazie mille. Ecco, adesso chiediamo al sindaco come siamo arrivati in questo momento, in questa condizione. Siamo arrivati con la forza delle idee, questa è una città che corre, ci sono appassionati che hanno dato tutto nell'organizzazione, molti volontari e questa è la forza di Rovereto che cresce tutto dal basso. Certo c'è un po', siamo anche noi come amministrazione che abbiamo portato qua grandi eventi internazionali sulla corsa, però questa qua è unica, il Night Trail ha veramente segnato secondo me la storia, mi auguro che ci siano altre edizioni. Già la prima è un successo, penso che anche le prossime lo saranno. Grazie a Gente Fuori Strada, grazie a Michele e a tutti gli altri. Grazie. Un momento di attenzione. Grazie! Il Re del Bosco è stato l'inizio. Il Night Trail è stata la conferma che l'associazionismo che parte dal basso, che ha un ideale condiviso, rende questa città più interessante e più vera. Questa manifestazione nasce da tre tipi di passione che hanno un filo logico abbastanza unito. La passione per la competizione, che ho fin da quando ero un bambino, la passione per la corsa o per le attività nella natura, e noi abitando in questa regione siamo molto più fortunati rispetto ad altre persone e a volte ce ne dimentichiamo, ma soprattutto la passione nei confronti di questa città, che è magica. E anche noi roveretani, adesso sto parlando a voi roveretani, a volte ce ne dimentichiamo. Vedere la piazza in queste condizioni mi fa capire che siamo sulla strada giusta. Questa è stata una prima edizione, ma altre ce ne saranno. L'ultima domenica di settembre avremo la seconda edizione del Re del Bosco. Quest'anno sarà molto più interessante rispetto all'anno scorso. Vi ringrazio di essere qua e vi aspetto anche a settembre. Un'ultima cosa, allora dicevo, l'associazionismo che parte dal basso è composto dai volontari. Allora, i volontari sono quelle persone che rendono possibile una manifestazione di questo tipo solo con la passione, senza grandi budget. Non voglio entrare nei particolari, ma questa manifestazione è costata zero, solo la passione delle persone.